Rieccoci insieme. C'è una telefonata, pronto? Sono Adriana. Sì, signora Adriana, Senta, volevo prego. dire che ci sono piccole imprese di cinesi soprattutto che Sì, si adattano, hanno aperto un negozio e fanno piccole riparazioni, aggiustano, sì, cambiano cerniere, accorciano, allungano, ma e sa quanta gente c'è che ci va e sì. poi ti rilasciano anche la fattura, sa, perché è successo a me. Sì. E c'è tanta di quella gente, però quando è il sabato loro non chiudono cioè pomeriggio e alla domenica ci sono tutti parenti, amici, tutti che scucciano e cercano di fare del loro meglio. Sono dei lavoratori instancabili, questo bisogna dirlo. Certo. Grazie. Grazie signora, grazie della sua testimonianza. Ecco, questo è un dato di fatto, in dubbio un po' si commentava anche fuori onda prima. Cioè, come da noi in Italia magari 40-50 anni fa, insomma, sostanzialmente, una maggiore propensione ad adattarsi a fare lavoretti, anche perché è vero, adesso o vai dalla sarta, con la S maiuscola, oppure che ti porta via l'ira di Dio di soldi per fare una cucitura, eccetera, magari uno non è capace di farla, la fa male, non ha la macchina da cucire, perché poi anche quello è un discorso che una volta c'era in tutte le case, adesso non c'è, e invece trovi queste persone che magari per meno soldi, rilasciando anche una ricevuta, ne prendono, vanno in massa, ne fanno anche tanti, e questi piccoli lavoretti anche di aiuto domestici, di riparatori, eccetera, li fanno. Quindi un adattarsi, c'è una maggior propensione a questo punto nello straniero di adattarsi, come era da noi 50 anni fa, che ci si adattava di più un po' a tutto, adesso siamo diventati più esigenti, più o Sì, pretestuosi, perché siccome abbiamo tanto da pagare di tasse chiediamo più soldi, magari non lo so, ma anche è questo uno è un dei discorso. vantaggi dell'imprenditoria straniera e dell'immigrazione in generale, è proprio questa capacità di innovare, di intercettare dei bisogni che comunque ci sono nella nostra società, Quindi sanno che, cogliere quello che che e magari proporlo. noi non riusciamo a intercettare e che invece magari anche sono professioni che nei loro paesi esistono già, ma che Il da noi, riparacose che da in noi certi ancora paesi non sono. esistono, da noi ne sono Esatto. spariti E invece. quindi magari questa immigrazione può portare anche queste piccole innovazioni. E può essere fonte di guadagno per delle famiglie, magari chi si Esatto. adatta a un tenore di vita completamente diverso. Certo. Io volevo approfondire un po' il luogo comune del fatto dell'immigrazione in rapporto a costi e benefici. Se si può lanciare la slide numero 15, perché abbiamo effettuato uno studio appunto mettendo a confronto la spesa pubblica italiana per l'immigrazione, isolando appunto per quanto possibile la componente dell'immigrazione, con quelle che sono invece le entrate che ha lo Stato dall'immigrazione Eccola qua. in termini di contributi, di tasse, di costi del permesso di soggiorno. E il rapporto è positivo appunto per lo Stato, in quanto le entrate ammontano a 13,3 miliardi di euro, mentre la spesa a 11,9. Questi sono dati riferiti al 2011, ma anche nell'ultimo anno sono abbastanza attuali. E questo è spiegato dal fatto che la spesa pubblica italiana è fortemente incentrata sulla popolazione anziana, quindi lo Stato spende molto in pensioni e in sanità, quindi Quello che diceva il signore prima, insomma, il costo prevalentemente delle pensioni, anche sì, che di però non è pensioni. dovuto tanto al malfunzionamento della burocrazia quanto proprio alla struttura demografica del nostro paese, essendo un paese prevalentemente anziano, è chiaro che lo Stato spenda molto in pensioni, mentre la popolazione Tiene straniera molto, attenzione, pensioni che relativamente, esatto, no, no, relativamente perché vengono relativamente pagate, ad altre voci di spesa, certo. quella delle pensioni è la prima voce di spesa del nostro paese. Quindi la popolazione straniera, essendo prevalentemente giovane ed essendoci pochi pensionati stranieri, il loro contributo alla macchina amministrativa invece è positivo, proprio perché utilizzano meno i servizi pubblici italiani rispetto a Però quanto utilizzano facciamo molto, noi. almeno questo, i servizi sanitari. Sì, questo come aspetto culturale è vero. In termini statistici invece chiaramente sono molti di più gli anziani italiani che accedono ai servizi, alle prestazioni sanitarie. Ecco,
Poi abbiamo anche degli altri dati che sono interessanti da commentare sempre nell'analisi delle presenze di stranieri. Poi parleremo anche degli arrivi o delle partenze, intanto per quel che riguarda sempre il discorso di costi-benefici, no? Sì, abbiamo analizzato i dati sulle rimesse, ovvero i soldi che gli stranieri inviano in patria alle famiglie, la slide numero 14, e che è una componente importante Quindi il dell'economia. loro risparmio, insomma, loro Esatto, risparmiano e mandano i soldi a casa. esatto, proprio per struttura familiare i cittadini stranieri generalmente mantengono anche la famiglia in patria, oltre ai familiari che vivono con loro. L'ammontare complessivo nel 2013 era di 5 miliardi e mezzo di euro, quindi una somma molto grossa di risparmio che si trasferisce all'estero e comunque in diminuzione a causa della crisi, nel senso che anche gli stranieri hanno risentito della perdita di reddito disponibile e quindi hanno dovuto ridurre la quota di trasferimenti all'estero. Un calo abbastanza significativo, quasi del 20% rispetto all'anno precedente, su cui ha pesato soprattutto il calo delle rimesse inviate dai cinesi. Quindi soprattutto i cinesi hanno in qualche modo ridotto questa quota, probabilmente per investire invece nel nostro paese. Ma anche hanno adesso acquisito un tenore di vita diverso, magari forse qualcosina in più lo spendono, o forse hanno portato tutte le famiglie ormai in un modo o nell'altro sono arrivate completamente in Italia, visto che la loro presenza è comunque sì, non quantificabile in modo certo, no? Sì, certo, questo comunque sottolineo è solo il canale ufficiale, poi chiaramente ci sono altre forme di invio di denaro, ad esempio portarli personalmente o affidarli a parenti che si trasferiscono, quindi questo è semplicemente il canale ufficiale delle rimesse, quindi fotografa solo una parte ovviamente dei flussi in uscita. Ecco, da questa analisi qui appunto dei flussi di capitale in uscita, vi siete fatti delle idee ulteriori, avete fatto delle analisi ulteriori anche del benessere, della volontà di restare su un territorio oppure di lasciare a un certo punto l'Italia se si presentano delle difficoltà, cioè a volte rimandare i soldi a casa è anche mantenere un legame importante che molti fanno per poi un domani ritornare nel proprio paese, no? Beh, sicuramente le rimesse vengono mandate perché la maggior parte dei lavoratori stranieri che ci sono qui in Italia non sono qui con la famiglia, ad esempio le badanti, vengono qui per lavorare, per riuscire ad avere un reddito da mandare appunto al paese di origine dove mantengono la famiglia di origine. Quello che abbiamo potuto analizzare a livello di flussi è il fatto che sono un po' diminuiti le entrate, ovviamente non mi riferisco agli sbarchi, ma agli iscritti dall'estero degli stranieri. Infatti rispetto al 2012 sono diminuiti del 13%. È abbastanza. Esattamente, e invece sono aumentati gli stranieri che sono andati all'estero, sono aumentati del 14%. Che se ne sono tornati via, insomma. Che sono o tornati al paese di origine oppure anche andati in altri paesi europei. Quindi hanno lasciato l'Italia. Che hanno lasciato l'Italia. E anche per gli italiani comunque questo flusso è in aumento di italiani che lasciano l'Italia per trasferirsi all'estero. Ecco, infatti questo è un altro elemento di analisi, non so chi di voi me ne vuole parlare. I flussi di italiani, che sono anche molto persone giovani, oppure non soltanto giovani, persone anche di mezza età che però hanno bisogno di trovare occupazione, che se ne sono andate. Che cosa emerge? Sì, lo vediamo dalla slide numero 6. Sono stati nell'ultimo anno, nel 2013, circa 80.000 i trasferimenti di italiani all'estero, il 20% in più rispetto all'anno precedente. Sono tantissimo il 20%. Sì, proprio perché appunto la crisi ha spinto sempre di più italiani, non solo giovani, a trasferirsi. Quali destinazioni non si sa? No, questi sono i dati riferiti alle cancellazioni dall'anagrafe, quindi non si sa dove vanno e lo stesso vale per gli stranieri, non si sa se ritornino in patria. Quindi hanno lasciato la nazionalità proprio italiana? Hanno cancellato la residenza dall'anagrafe. Per quanto riguarda gli stranieri sono stati oltre 40.000, sempre nel 2013, e in questo caso
è una stima, è un dato ufficiale, però è sicuramente al ribasso, nel senso che molti stranieri che lasciano l'Italia non vanno a pensare di cancellarsi dall'anagrafe, quindi questi sono solamente quelli che appunto sono registrati, sono stati censiti dall'anagrafe. Ed è un dato importante appunto in quanto la crisi ha spinto e continua a spingere molti a trasferirsi, a cercare lavoro all'estero. Livello socioculturale? Si sa qualcosa? No, Degli italiani che vanno all'estero? No, da questi dati non si evince. Sono state fatte delle stime da vari enti, ci sono sicuramente, c'è una quota di laureati, quindi di alto livello professionale che si trasferiscono, ma anche disoccupati e cittadini che non hanno... No, sì, non hanno prospettiva, insomma, di Sì. occupazionale diversa. E invece un ultimo dato, un'ultima analisi è quello relativo ai flussi migratori che stanno arrivando, attraccando o cercando di attraccare le nostre coste. Sì, E il questi fenomeno... sono vissuti con preoccupazione perché sono dei costi rilevanti per il nostro Stato, al di là che le proporzioni, come lei diceva, rispetto ad altri possano essere relative, però per il nostro Paese sono pesanti. Sì, appunto abbiamo analizzato recentemente la capacità di accoglienza del nostro paese rispetto agli arrivi di questi flussi di sbarchi e abbiamo sottolineato come il nostro paese non sia attualmente in grado da solo di gestire questa emergenza. Gli sbarchi nel 2014 sono stati aggiornati a maggio, sono stati quasi 40.000. Speriamo che adesso sono ancora di più perché con la stagione è buona. Sicuramente, e sicuramente abbiamo superato già il dato complessivo del 2013 e ci avviciniamo ai 60.000 del 2011, anno del picco massimo dell'emergenza Nord Africa. Quindi è una situazione critica e soprattutto critica dal punto di vista umanitario per queste persone, in prevalenza richiedenti asilo, rifugiati, quindi persone che fuggono da situazioni di guerra o comunque di pericolo, e una situazione in cui l'Italia ha già quasi esaurito la capienza dei centri di accoglienza e dei centri specializzati per i rifugiati e in cui quindi è necessario, soprattutto in fase di pattugliamento delle coste, un intervento da parte dell'Unione Europea. Auspicabile intervento, se mai vorranno farlo. Infatti, allora io vi ringrazio, siamo arrivati al termine. Infatti di questa analisi, almeno speriamo di aver fornito ai nostri telespettatori dei dati che sono frutto di ricerche che voi effettuate con dati quindi tecnici scientifici alla mano. Ovviamente questo riguarda la realtà ufficiale, ufficializzata, dichiarata, eccetera. Poi non si possono sapere i dati, anche se molto approssimativi per quel che è il sommerso, ma quello non rientrava nel vostro campo di ricerca, ma proprio per capire che si tratta pur sempre di persone che, come tanto adesso gli italiani anche nel Sud Italia stanno muovendo verso altre realtà, come i nostri laureati, verso altri paesi, anche questi stanno cercando delle opportunità. Finché sono persone oneste è tutto lecito naturalmente possibile. Quando si tratta poi di disonesti oppure il fatto che siano persone con bassa qualifica professionale dovrebbe far riflettere il nostro Stato su certe dinamiche, perché effettivamente qualcosa non torna. Detto questo, io vi ringrazio ancora, ringrazio i nostri telespettatori come sempre di aver partecipato e noi ci ritroviamo domani. Grazie, buon proseguimento. Grazie a voi. Grazie.